Lo avevano annunciato e lo hanno messo in atto. Alt Velox, l'associazione nazionale utenti della strada, ha depositato alla stazione dei carabinieri di Sedico la denuncia per l'utilizzo nel territorio comunale di Treviso degli autovelox non omologati. Destinatari della denuncia il sindaco Mario Conte, il prefetto Angelo Sidoti, ma anche l'assessore alla mobilità Andrea De Checchi e il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Rifiuto od atti d'ufficio, frode processuale, falsità materiale e ideologica e truffa, i reati ipotizzati nella querela materialmente presentata dal presidente di Alt Velox Gian Antonio Sottile Cervini. Per Conte e Sidoti anche la denuncia per diffamazione nei confronti dell'associazione. Dopo Riese e Casale sul Sile è dunque la volta del capoluogo, con il sindaco che replica: sono fiero di questa denuncia ricevuta perché per me significa stare dalla parte della civiltà e della sicurezza. D'altro canto lui e il prefetto sulla questione erano già stati chiari. Non ho nessun problema di andarmi a giustificare eventualmente davanti a un giudice. Ognuno risponde anche alla propria coscienza. Io con la mia coscienza faccio i conti tutti i giorni e non mi trovo in deficit. Sicuri di aver agito nel giusto, malgrado il cortocircuito burocratico dei velox autorizzati ma non omologati che dovrebbe essere risolto, dicono, entro l'estate. I trevigiani dal canto loro non giudicano ma condividono l'obiettivo delle denunce. Alla vicenda bisogna andare fino in fondo. Giusto fare chiarezza e denunciare sì. Secondo me sì. Dopo se denunciare tutti quanti non lo so, però fare chiarezza sì. Io penso che la verità vada cercata in ogni maniera, quindi dopo la denuncia ci sarà un accertamento e in caso sarà scagionato chi è stato nominato colpevole. Potrebbe aiutare a fare chiarezza se nella misura in cui appunto ci fosse qualche violazione. Potrebbe muovere qualcosa sicuramente, poi allo stesso tempo bisogna sempre mettersi da entrambe le parti e valutare rischi pro e contro in generale. È ovvio che va tutto chiarito, dopodiché a livello di sicurezza va bene, cioè se tutto è chiaro, se tutto è in regola per limitare gli incidenti in strade dove non si rispettano i limiti di velocità va bene, ma tutto deve essere chiaro. Si può fare, sì. Può venire il prefetto o il sindaco davanti per fare queste chiarezze, perché anche le autovelox hanno il suo ruolo, alla fine non sono fatti per niente, hanno il suo ruolo, dopo dipende quanto efficaci sono e se fa il suo ruolo veramente. Se è una cosa non regolamentare va denunciata.